Dottore Marchetta, lei guida un po' finanziariamente il Comune di Camastra, oggi un importante consiglio comunale dove ci sono state diverse approvazioni delle tariffe Tari e dei rifiuti relativamente all'anno 2018-2019, qual è la situazione attualmente economica anche sotto il punto di vista del Comune? Si sono fatti grandi sforzi nel 2018 per confermare le tariffe del 2017, per cui cercando di razionalizzare i costi non vi sarà un grosso incremento di tariffe, questo già è un grande risultato per la comunità di Camastra. Certo, al comune Camastra vi sono quei problemi che vi sono in tutti i comuni della provincia di Agrigento e quindi si spera che con l'aggiudicazione della nuova gara vi possano essere le economie, anche perché occorre implementare sicuramente quello che è la differenziata, perché con la differenziata vi dovrebbe essere una diminuzione dei costi. È stato già un grande successo, diciamo, rimanere costanti nelle tariffe, quindi si cerca sempre di mantenere abbastanza costante il livello del costo. Per il resto i problemi, sappiamo, sono problemi che Camastra con tutti i comuni sono inseriti in un circuito regionale che indubbiamente secondo me va razionalizzato, laddove vanno implementati soprattutto quegli impianti che permettono una differenziata più pregnante e che quindi permettono un abbattimento dei costi. C'è stata una leggera diminuzione però approvata all'unanimità per alcune condizioni particolari di immobili. Sì, diciamo che il regolamento si è un po' adeguato a quella che è la giurisprudenza di Cassazione, laddove contestualmente in un immobile non vi sono né utenze neppure sono arredati, il Consiglio ha determinato l'esenzione di questi immobili. Per il 2018-19 quali novità per il Comune di Camastra da un punto di vista amministrativo e finanziario? Novità, chiaramente siamo un po' ancora in aria, siamo in aria perché la Regione ieri ha ancora allungato l'esercizio provvisorio di un mese, per cui non conosciamo bene quelli che saranno ancora i tagli eventuali nei trasferimenti. C'è una bozza che è stata esitata dalla Giunta e quindi ora valuteremo questo, soprattutto rispetto alla norma che permette o favorirà le stabilizzazioni del personale.